Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Ancora fiamme sulla Sicilia, 161 incendi in un mese. Almeno 25 roghi nella giornata di ieri a causa del vento di scirocco e delle alte temperature, coinvolti soprattutto le province di Palermo e Messina, chiusi i tratti autostradali della 19 e della 20, minacciati parecchi centri abitati, con case e macchine raggiunte dal fuoco a Villafranca Tirrena. Per tutta la giornata è proseguito lo stato di allerta, massima mobilitazione della protezione civile e dei vigili del fuoco, richiamati in servizio 1600 forestali. Secondo Coldiretti nell'ultimo mese vi sono stati 161 incendi e ci vorranno 15 anni per ripristinare le zone verdi distrutte. In carcere l'ex giudice Saguto e il marito. La Procura Generale di Caltanissetta ha dato attuazione alla sentenza di condanna per l'ex giudice Silvana Saguto, il marito Lorenzo Caramma e gli amministratori giudiziari Gaetano Cappellano Seminare e Carmelo Provenzano. La sentenza della Cassazione aveva confermato la condanna, ma stabilito un altro processo per rideterminare la pena in relazione ad alcuni reati minori. Si era quindi diffusa la voce che i condannati avrebbero evitato il carcere. Così non è stato. Un sistema corrotto che gestiva i beni sottratti alla mafia sta quindi finalmente pagando le proprie responsabilità. Cracolici dice sì al ponte e non è stato il primo a sinistra. Antonello Cracolici, presidente dell'antimafia regionale e deputato del PD, dichiara che il ponte sullo stretto è un'opportunità. Apriti cielo, risponde subito il PD di Messina dicendo che la linea del partito è contrarissima e che la posizione di Cracolici è a titolo personale. D'altronde la Schlein dice che il ponte è un progetto costosissimo, dannoso e anacronistico, ma vi è stato un tempo che a sinistra vi erano i sostenitori principali dell'opera, da Prodi e D'Alema a Rutelli, prima di una svolta estremista che continua da qualche anno e si è accentuata con la segreteria della Schlein. Trovata soluzione per collegamenti con le isole. Individuata la soluzione per garantire i collegamenti marittimi con le isole minori. Il governo Schifani, nel corso della seduta di giunta di ieri, ha dato il via libera alla proposta dell'assessore Adicò. Sulla base di un accordo con il Ministero dei Trasporti sarà la compagnia di navigazione SNS, che effettua già le corse per conto dello Stato, ad effettuare anche i collegamenti attualmente garantiti dalla Regione, che comunque continuerà a finanziarli fino a che nuove gare non andranno a buon fine. Torna il cotone in Sicilia e in Puglia. Al via la raccolta del cotone 100% italiano grazie alla riscoperta di una fibra naturale che fra Puglia e Sicilia coinvolge oltre 300 ettari e produce un cotone di qualità eccellente. Un tempo diffusa in molte aree della Sicilia, la raccolta venne abbandonata negli anni 60 per l'avvento delle fibre sintetiche e i costi di produzione con la raccolta esclusivamente a mano. Adesso vi è una grande richiesta di fibre e tessuti 100% made in Italy. Piano di contrasto alla povertà educativa. Innalzare la qualità dell'offerta formativa della scuola siciliana, intervenire per il recupero dei ritardi dell'apprendimento, combattere la dispersione scolastica e favorire l'esercizio del diritto allo studio sono gli obiettivi del piano strategico regionale per il contrasto alla povertà educativa per il triennio 2023-2025 approvato dal governo Schifani e che può contare su una dotazione finanziaria di quasi 321 milioni di euro. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.